Eder. Mech. Pallister. Oggi 15 dicembre mi presento in questura in seguito alla denuncia di scomparsa della signora Liliana Resinovic presentata dal marito Sebastiano Visintin ieri sera. Ieri sera, verso mezzanotte, un mio amico, conoscente della coppia Visintin-Resinovic di nome Salvatore Nasti, mi aveva contattato telefonicamente per avvertirmi che Visintin Sebastiano aveva sporto denuncia per la scomparsa della moglie. Aggiungo che Nasti e sua moglie Gabriella, di cui non ricordo il cognome, avevano prima convinto e poi accompagnato il Visintin per presentare denuncia di scomparsa della propria moglie. Volevo puntualizzare che la mia conoscenza con Liliana Resinovic risale ad oltre 40 anni fa. Frequentavamo gli stessi ambienti sportivi, il mondo della corsa e dell'ultramaratona e, nonostante il fatto che ognuno di noi si fosse sposato, ci vedevamo spesso sempre nel mondo sportivo. Io sono rimasto vedovo da un anno e Liliana, circa 4 mesi fa, si era offerta di venire a darmi una mano nelle faccende domestiche quasi ogni martedì ed avevamo intrapreso una relazione sentimentale che si concretizzava, quasi esclusivamente, di martedì. Solitamente passavamo la mattinata assieme, talvolta pranzavamo e facevamo visita ai rispettivi parenti al cimitero. Il 14 dicembre, alle ore 8:30 circa, come ogni martedì negli ultimi 2 o 3 mesi, Liliana mi aveva contattato telefonicamente per avvertirmi che alle ore 09 aveva in programma di passare per il centro Wind 3 di via Battisti, che apre alle ore 9, per fare qualche operazione sul proprio telefono e, successivamente, venire a casa mia. Preciso che verso le ore 8:15 di martedì e di mercoledì, Visintin era solito uscire di casa per recarsi in un piccolo laboratorio artigiano in cui l'uomo si dedica, per hobby in quanto pensionato, ad affilare coltelli. Dalla telefonata sopra riferita, io non l'ho più né sentita né vista. Ho provato a chiamarla dopo le 10:30 sulle 2 utenze che lei usava. Alle precedenti ore 8:12 le avevo inviato, come ogni mattina, un messaggio WhatsApp per augurarle il buongiorno. Il messaggio è ancora presente sul mio cellulare e, in maniera abbreviata, ho scritto, come sempre, Cambio che sta ad indicare ciao amore mio buongiorno. Quasi esclusivamente la contattavo sull'utenza che finisce con 4x7 su cui scambiavamo messaggi via WhatsApp. Aveva anche un'altra utenza, sulla quale l'avrò chiamata in pochissime occasioni. Ieri, in quanto temevo che il primo numero, quello che termina con 4x7 fosse disattivato per lavori della Wind 3, l'ho provata a chiamare anche sul secondo numero. L'avrò chiamata fino alle ore 14, preciso che l'utenza che finisce con 877 suonava libero ma non rispondeva. Stessa cosa anche sulla seconda numerazione. Io, poco prima di mezzogiorno, preoccupato di questa anomalia nel comportamento di Liliana, mi ero recato in via Battisti presso il negozio Wind 3 per chiedere se una persona di sesso femminile, piccola e minuta con una ciocca di capelli biondi sui capelli si fosse presentata in mattinata, ma l'addetta del negozio mi aveva risposto che, dall'apertura in poi, non si era mai presentata nessuna cliente con tali caratteristiche. Io mi sono preoccupato ancora di più, ho percorso la strada che da via Giulia porta all'abitazione della donna in via Verrocchio, ma senza esito. Poco prima delle ore 14 chiamando nuovamente l'utenza che finisce con 877, mi ha risposto una voce maschile. Io sono rimasto interdetto nel sentire la risposta di un uomo e non ho parlato finché quest'uomo non ha chiuso la comunicazione. L'uomo aveva detto pronto e da poi chiuso la comunicazione. Non ho riconosciuto la voce di quest'uomo ma ho pensato subito che potesse essere il Visintin. Mi sono allarmato ancora di più ed ho chiamato il mio amico Nasti Salvatore sapendo che il predetto abita nello stesso stabile della coppia Visintin-Resinovic e che gli stessi si conoscono bene.
Con Nasti ci siamo trovati tra le 16:30 e le 17 in viale 20 settembre. Gli ho raccontato tutta la mia vicenda sentimentale con Liliana, di cui lui non sapeva, e le mie preoccupazioni in merito. Lui, pensionato dei carabinieri, e la moglie Gabriella, pensionata della Polizia di Stato di cui sconosco il numero di telefono, si sono recati nel tardo pomeriggio a casa di Visintin. Con una scusa inventata da Gabriella, si sono recati presso l'abitazione con l'intenzione di offrire alla coppia un dolce, ma Visintin, solo in casa ed, a dire di Nasti e di sua moglie per nulla preoccupato, aveva riferito che la moglie non era ancora rientrata a casa ed i rispettivi telefoni erano rimasti a casa. Dopodiché Gabriella ha contattato il fratello di Liliana, il quale aveva riferito di non averne visto né sentito la sorella. Successivamente sia Nasti che Gabriella avevano cercato di convincere Visintin a recarsi in questura per sporgere denuncia di scomparsa, denuncia che inizialmente l'uomo non intendeva formalizzare. Fino a ieri mattina posso mettere entrambe le mani sul fuoco che Liliana non avesse parlato al marito del nostro rapporto. Era nostra intenzione formalizzare il rapporto, ma so che Liliana stava aspettando il momento opportuno per parlarne con il marito. Mi aveva detto che l'avrebbe fatto il prossimo giovedì 16 dicembre. Posso aggiungere che avevamo intenzione di andarcene per un weekend ad Umago sabato 18 e domenica 19. Quest'ultima data non è casuale, in quanto Liliana la considerava come il giorno in cui ci siamo messi assieme la prima volta 40 anni fa. Non so di dissidi o discussioni tra lei e il marito, ma il rapporto matrimoniale tra i due era finito già da un po' di tempo. Stavano assieme, ma, per quanto riferitomi da Liliana, non c'era più alcun sentimento amoroso tra i due. Sempre per quanto riferitomi sia da Liliana che dal mio amico Nasti, vi era una sorta di prevaricazione del Visintin nei confronti della moglie. Spiego meglio: era solito decidere sempre lui cosa fare e dove andare, soprattutto nei fine settimana, e Liliana, per amor di pace, non replicava. Liliana non mi ha mai riferito nulla di essere stata maltrattata dal marito. Da quello che so io, non aveva a disposizione altri appartamenti dove andare. Inoltre era Visintin che guidava la macchina e la moto, mentre Liliana, quando era da sola, si muoveva sempre con i mezzi pubblici. Posso aggiungere che, un mese fa, quando si era manifestata l'idea di comunicare al marito la nostra storia, Liliana mi aveva detto che la sola possibilità era quella di sparire senza precisare nulla di più. La donna era preoccupata di lasciare il marito in quanto lo stesso aveva una pensione da libero professionista, mentre lei era stata dipendente regionale. La casa era a nome di Liliana, come anche la macchina, la moto e tutte le utenze, e quindi, lasciando Visintin, l'uomo si sarebbe trovato economicamente in difficoltà. Lei ha solo un fratello, mentre Visintin ha un figlio con la prima moglie. Io e lei ogni tanto ci incontravamo nella sede della società sportiva Ex Marathon Trieste in via Pondares, mi sembra il numero 16, di cui sia io che lei abbiamo una copia di chiavi. Ieri ci sono passato in 3 occasioni ed orari diversi, l'ultimo alle ore 23, ma senza trovare nessuno. Non sono a conoscenza di altri posti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.